L'incontro è stato franco, chiaro, abbiamo parlato di tutto quello che è stato fatto come lavoro. Ho portato le istanze del Veneto e noi da lì non ci muoviamo. Il Veneto tira dritto per la sua strada e giovedì a Roma, in occasione della conferenza Stato-Regioni, ci potrebbe essere un nuovo tête-à-tête tra il ministro Boccia e il presidente Zaia e già si preannuncia un tavolo tecnico per la prossima settimana. Nello scorso incontro alcuni punti sono stati chiariti, ma il ministro per gli affari regionali e le autonomie Boccia lascia intendere la strada che il governo, pur aprendo l'autonomia, intende percorrere. Proporremo un modello che capovolge il meccanismo che finora è stato seguito. Era stato seguito un meccanismo che prevedeva: si parte, si definisce dopo un anno un percorso con i fabbisogni standard e dopo 3 anni si definiscono i livelli essenziali di prestazioni. Questo meccanismo per noi è inaccettabile. Lo Stato ha la forza, le competenze, i numeri per definire subito i livelli essenziali delle prestazioni, perché vogliamo costruire un meccanismo che diventi una lotta senza quartiere alle diseguaglianze. 30-40 giorni per completare il giro delle regioni e poi tirare le somme per costruire una sorta di testo quadro. Un modello quadro. Il modello riguarda l'idea che lo Stato ha di fare una lotta senza quartiere alle diseguaglianze. Noi dobbiamo garantire che alcuni standard vengano garantiti a tutti i cittadini indipendentemente da ceto e censo. Mi riferisco agli asili nido, alle scuole, ai servizi sanitari, alle infrastrutture. Capisaldi dunque in tema di sussidiarietà, il fondo di perequazione e i LEP, i livelli essenziali di prestazione, ai quali peraltro il Veneto non vuole venir meno, tanto che il presidente Zaia nella bozza dell'autonomia ha voluto un articolo preciso. Li ho voluto mettere come articolo numero 1, sarebbe stato inutile, ma comunque ho voluto mettere come articolo 1 il fatto della solidarietà, della sussidiarietà, dell'unità nazionale, della coesione, in modo tale che la si finisca di parlare dell'articolo 1 nostro e parliamo di tutti gli altri 67 articoli che sono quelli dell'autonomia.